Tragedia a Carmignano di Brenta, nella notte. A perdere la vita Benedetta Ciprian, 25 anni, studentessa e lavoratrice, che con la sua Chevrolet Matiz è uscita fuori strada, centrando il guardrail. La giovane, che aveva compiuto 25 anni lo scorso aprile, verso le 2 è uscita di strada perdendo il controllo della sua vettura lungo via Camazzole all'altezza di una curva a gomito, schiantandosi contro il paracarro. La 25enne è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il cadavere, gli uomini della polizia stradale di Piove di Sacco e i sanitari del SUEM 118 che hanno purtroppo potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia non risultano segni di frenata e un colpo di sonno, con tutta probabilità, è la causa dell'incidente. Benedetta era molto presente in paese dove era nata e cresciuta. Un paese sotto shock quello di Carmignano di Brenta, come ci testimonia il sindaco del comune dell'Alta Padovana, Alessandro Bolis. Siamo tutti sbigottiti, ci dice il primo cittadino, e siamo vicini alla famiglia che cercheremo di aiutare con i mezzi a nostra disposizione. Oggi i miei concittadini mi fermavano per chiedermi notizie e tutti stentavano a credere che una tragedia del genere potesse colpire la nostra comunità.